Amici sportivi, appassionati di calcio, come da consuetudine vi do il benvenuti nel salotto dello sport di casa vostra. Ben ritrovati con Sport in Casa, la trasmissione che dal lunedì al sabato porta dentro le vostre case l'informazione sportiva relativa al Veneto. Una puntata, quella di Sport in Casa di oggi, che è strettamente collegata alla puntata andata in onda ieri sera, e vi ringrazio insomma per lo straordinario successo, per l'accoglienza che ha ricevuto da parte vostra la puntata di ieri, con ospite il presidente Giuseppe Ruzza, presidente della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC Veneto, dove abbiamo parlato con un'intervista esclusiva in anteprima di tutte le possibilità, le nuove regole, gli scenari dei campionati dilettantistici presenti e anche futuri. La puntata di questa sera funge quasi da anello di congiunzione fra quella di ieri e quella che ci sarà domani, perché avremo ospite Patrick Pitton, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Veneto, proprio per chiudere un cerchio, continuare a parlare nel dettaglio di cosa cambia, quali sono le nuove regole, come ci si deve comportare e anche quali sono le prospettive presenti e future per tutti i campionati di calcio dilettantistici. Parleremo dalla Serie D fino alla terza categoria, compreso il settore giovanile. Sono tantissime le email che riceviamo con vostre domande, vostre curiosità, e noi cercheremo insomma nel corso di queste serate di rispondere a tutto. Stasera, come vi dicevo, una puntata di congiunzione fra quella di ieri e quella di domani, in compagnia di Alberto Zamprogno, giornalista di Veneto Gol della Tribuna. Buonasera Alberto. Ciao Alex, grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. Alberto, hai visto la puntata di ieri, quindi insomma hai sentito le dichiarazioni del presidente Ruzza. Proprio nella giornata di ieri è stato poi pubblicato il nuovo protocollo FIGC, quindi insomma abbiamo di che parlare, e anzi chiederei alla regia di Fabio Verini e Alessandro Costacurta di mandare in onda proprio la tabella riassuntiva di quelle che sono le nuove regole per lo svolgimento delle attività sportive a seconda poi anche del colore delle zone e delle regioni. Ora ci prendiamo un piccolo merito, non è mai bello insomma celebrarsi, però insomma le anticipazioni che avevamo dato si sono rivelate anche questa volta giuste. La leggiamo velocemente insieme e poi la commentiamo con te Alberto. Attività dilettantistiche giovanile di interesse nazionale, quindi parliamo di juniores nazionali, parliamo di tutte quelle categorie appunto di interesse nazionale. Sia all'aperto sia al chiuso è richiesto sempre il Green Pass rafforzato, oppure la guarigione dal Covid. Quindi come avevamo detto, gioca, si allena, può usufruire degli spogliatoi e delle docce solo chi è vaccinato o guarito dal Covid. Questo sia in zona bianca, in zona gialla, zona arancione e zona rossa. Spostiamoci la seconda riga. Andiamo a vedere attività dilettantistica e giovanile non di interesse nazionale, quindi parliamo di tutti i campionati regionali e di campionati giovanili, sia all'aperto sia al chiuso. In zona bianca è richiesto il Green Pass rafforzato, così come in zona gialla e in zona arancione. Quindi come vi avevamo anticipato, vaccinati o guariti dal Covid. In zona rossa ci si ferma. Attività di base, ludica e promozionale, sia all'aperto che al chiuso. Anche qui la FIGC insomma stabilisce che l'attività è consentita col Green Pass rafforzato fino alla zona arancione. Con la zona rossa tutto viene sospeso. Per quello che riguarda l'ultima riga in basso, quella che riguarda gli allenamenti individuali, ebbene sono consentiti liberamente anche nei centri sportivi fino alla zona arancione. In zona rossa consentiti liberamente, ma non nei centri sportivi. Possiamo rientrare in studio, ringrazio la regia. Insomma Alberto, come dicevamo, quello che
abbiamo anticipato la settimana scorsa e quello che insomma di cui abbiamo parlato con il presidente Ruzza e quant'altro si è rivelato corretto, gioca, si allena solo chi è vaccinato oppure chi è guarito dal Covid. Scelta che tu commenti in che modo? Allora, è una scelta che crea pochi problemi tutto sommato, perché soprattutto a livello di prime squadre sappiamo che la percentuale di vaccinati è altissima, che rasenta quasi il 100%, anche se ci sono delle eccezioni importanti. Non faccio nomi per la privacy, ma negli ultimi giorni in eccellenza c'era una società che è stata a un passo dal cambiare allenatore, perché l'allenatore in carica ha scelto di non vaccinarsi, e con lui anche alcuni giocatori. Fatto sta che, stando alle ultime indiscrezioni, hanno tutti preso il Covid e quindi il problema, tra virgolette, è stato risolto, perché come abbiamo visto il Green Pass rafforzato c'è anche con il Covid, cioè dei guariti dal Covid. Quindi è un problema tutto sommato relativo, e forse però a livello di settore giovanile qualche assenza potrebbe crearla, perché sappiamo che lì le percentuali di vaccinati sono un po' minori per la scelta dei genitori, insomma. Quindi qualche assenza, come ha detto anche il presidente Ruzza, a livello di settore giovanile potrebbe esserci purtroppo, però contenuta, credo. Assolutamente, facevi bene a ricordare quello che ha detto proprio ieri sera il presidente Ruzza, che parlando chiaramente dei giovani, del settore giovanile, insomma, l'obbligo vaccinale, definiamolo così, o l'obbligo di Green Pass rafforzato, quindi con, lo ripetiamo, anche la guarigione dal Covid, potrà creare sicuramente qualche defezione di calciatori, di tesserati. I comitati regionali, non solo quello veneto, in generale i comitati regionali stanno lavorando per cercare di smussare questa regola, ma insomma ne sapremo di più sicuramente nei prossimi giorni. Tornando alle dichiarazioni del presidente Ruzza, ieri ha parlato dello slittamento dell'inizio dei campionati. Sappiamo tutti che l'eccellenza, quindi così come la promozione e a seguire tutti gli altri campionati, compresa l'attività giovanile, sono sospesi fino al 30 di gennaio. Ieri abbiamo chiesto se questo slittamento potrà subire, perdonatemi il gioco di parole, un ulteriore slittamento. Il presidente Ruzza è stato abbastanza chiaro nel fare un distinguo importante fra l'eccellenza, che ha delle tempistiche e deve garantire delle tempistiche precise, e gli altri campionati. In base all'evolversi della situazione epidemiologica può essere che magari il settore giovanile o qualche altra categoria di prime squadre possa slittare ulteriormente se ce ne fosse la necessità, ma non l'eccellenza. Cosa ne pensi, Alberto? Sì, secondo me, ma è un parere del tutto personale, ci sarà un posticipo ulteriore di qualche settimana rispetto alla ripartenza del 30 gennaio, almeno dalla promozione in giù. Tra l'altro in Lombardia lo hanno già fatto, perché l'eccellenza riparte il 30 gennaio, ma promozione prima e seconda in Lombardia il 13 febbraio. Comunque c'è tutto il tempo al momento per chiudere la stagione. Mancano 13 partite, cioè sono 3 mesi, anche partendo in marzo, aprile e maggio, play-out ad esempio a giugno. Ecco, però questo comporterebbe qualche problema forse di costi, perché si allunga la stagione e qualche società mi ha già fatto presente che i giocatori però devono allenarsi in questo periodo e si allenano però chiedendo anche il rimborso. Qualche società mi ha segnalato questo tipo di problema. Un problema che hanno segnalato anche a noi, quindi confermo la bontà di quello che dici. È chiaro che parlare di rimborsi stona sempre un po' quando si parla di calcio dilettantistico, perché insomma l'utopia è quella di giocare solo per divertirsi. In realtà sappiamo che comunque ci sono delle spese, comunque bisogna anche capire le esigenze dei tesserati, dei calciatori, quindi ci sono questi rimborsi spesa che diventano di difficile gestione se la società a inizio stagione ha stabilito un budget e poi insomma si vede allungare i tempi della stagione e quindi dover pagare ulteriori mesi ai propri tesserati. Insomma, parleremo anche di questo con le società, con altri ospiti durante le prossime puntate di Sport in Casa. Una notizia importante che ha dato il presidente Ruzza ieri è comunque, fugato ogni dubbio, la conferma di voler ripartire e di voler portare a termine la stagione, Alberto. Beh sì, qui bisogna assolutamente crederci.
altrimenti sarebbe un segnale devastante proprio a livello psicologico. Anch'io credo che si finirà in qualche modo. Intanto le squadre, diciamo, si possono allenare collettivamente in proprio. Sappiamo che non si possono fare amichevoli, anche se già ci sono le prime polemiche perché qualcuno si è accorto che qualcun altro le fa. Lo stesso comitato regionale ha richiamato al rispetto di queste regole. Credo anch'io comunque che in qualche modo si finirà questa stagione. L'eccellenza soprattutto ha, come la Serie D, il semaforo verde essendo di interesse nazionale. Già una cartina tornasole sarà il 23 gennaio perché c'è la finale di Coppa Italia regionale e c'è circa una decina di recuperi. Già lì vedremo quanti ne saltano per Covid, a meno che non vengano tutti rinviati d'ufficio dal comitato regionale. Assolutamente. Altro aspetto importante, importantissimo, è il return to play, quindi il ritorno al gioco. Sono arrivate le tanto attese notizie che si aspettavano un po' tutte le società, tutti i tesserati, della riduzione dei tempi di attesa per avere di nuovo il nulla osta, l'ok medico al ritorno in campo dopo la guarigione da Covid. Detto in maniera molto sintetica, perché poi lascio spazio a te Alberto, diciamo che gli asintomatici, coloro che insomma sono guariti dal Covid e non hanno avuto, riscontrato particolari problemi, non dovranno aspettare più i 30 giorni come accadeva fino a poco fa per effettuare la visita medica e ritornare in campo, ma potranno cavarsela, diciamo così, aspettando solo 7 giorni. Alberto, dacci qualche dettaglio in più. Allora, ti assicuro che tutte le società, tutti gli addetti ai lavori con cui ho parlato mi hanno definito il return to play come il problema dei problemi. Quindi questa riduzione dei tempi è stata accolta favorevolmente, perché altrimenti si rischiava, soprattutto in un periodo di alta contagiosità come questo, di avere delle squadre decimate, ma decimate per settimane, perché chi era positivo adesso rientrava praticamente a febbraio. C'è qualcuno che però mi segnala che questa riduzione da 30 giorni a 7 o 14 a seconda, mi pare, del ciclo vaccinale, oppure anche a 0 se si procede con il protocollo dei professionisti, esatto, che è però costoso. Ecco, mi segnalano che il tempo che si guadagna con questa riduzione, che tra parentesi, se non sbaglio, non è ancora attuabile, sarebbe questione di ore, deve essere ratificata, mi sembra, dal Ministero della Salute. Mi dicono che però c'è una coda di attesa importante presso i centri medici specializzati, quindi sono strutture oberate di appuntamenti e qualche dirigente mi ha fatto notare che questa cosa non è da sottovalutare, potrebbe essere un problema. C'è anche chi mi dice che un giocatore che ha avuto il Covid da sintomatico non dovrebbe neanche fare la visita medica. Una volta negativizzato dovrebbe giocare subito senza aspettare questi giorni. Sono tutti dei pareri rispettabili. Io non sono esperto, sono l'ultimo che può dire dare un parere medico. Assolutamente, il problema comunque dei centri medici esiste, quindi insomma anche in questo caso vi racconteremo un po' come vanno le cose, porteremo la voce delle società qui nei nostri studi e poi insomma agli organi che gestiscono il tutto. Siamo in chiusura, dobbiamo però ancora toccare perlomeno un altro argomento importante. Abbiamo chiesto ieri al presidente Ruzza se ci fosse la possibilità concreta di trasformare questo slittamento d'emergenza che c'è stato quest'anno in una buona prassi, in una buona abitudine anche per il futuro, cioè sospendere nei 2 mesi invernali, i mesi più rigidi, dicembre e gennaio, l'attività sportiva in modo tale da preservare le strutture, preservare i campi, preservare assolutamente la salute, l'incolumità fisica, gli infortuni dei giocatori e quant'altro. Ieri, come avrai ascoltato, il presidente Ruzza ha detto ne possiamo parlare, è un'idea che insomma ci è arrivata in maniera forte e chiara, facilmente attuabile per il settore giovanile, diventa un po' più difficile per le prime squadre, anche qui legato al fatto che l'eccellenza delle tempistiche precise, quindi se ne può parlare magari per le categorie un po' più basse per il settore giovanile. Cosa ne pensi?
Allora, in linea generale sarei favorevole perché si evita il freddo, quindi per gli spettatori è un vantaggio, per i giocatori anche meno infortuni e anche per la tenuta dei campi. Dividerei il discorso in 3 tronconi. Il primo è l'eccellenza, come hai detto tu, ha una fase nazionale, come anche le categorie giovanili elite, quindi richiede di chiudere diciamo in fretta, detto in soldoni. Quindi la vedo dura, una mega sosta invernale. Dalla promozione alla terza categoria, quindi sempre nell'orbita delle prime squadre, dobbiamo riallacciarci al discorso di prima, cioè i rimborsi. Allungare la stagione vuol dire anche per le società pagare di più, perché non è che si possono fermare gli allenamenti a dicembre e gennaio. Sul settore giovanile è vero, è più fattibile, a meno che, ma è una mia impressione, giocare fino a maggio inoltrato non vada a scontrarsi con i tornei giovanili societari, che sono una linfa per le società dal punto di vista economico, perché sappiamo bene che in maggio, il sabato e la domenica, ci sono le finali dei tornei delle società. Avere però la partita di campionato può essere un aspetto che va a scontrarsi con questi tornei. Una riflessione giusta che insomma approfondiremo anche questo aspetto nelle prossime puntate. Siamo arrivati alla fine, io devo salutare Alberto Zamprogno, lo ringrazio per essere stato con noi anche questa sera. Grazie Alberto. Grazie Alex, un saluto ai telespettatori. Ringrazio la regia di Alessandro Costacurta e Fabio Verin. Appuntamento domani sera con Sport in Casa, qui nei nostri studi Patrick Pitton, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Veneto. Buona serata a tutti.